del Negro e invito Isabella Colpo a venire a parlare di un argomento piuttosto caro come Carlo Anti, committente, quindi comparirà adesso tutta l'opera universitaria. Sì, 30 minuti. Vabbè. Parlare di Carlo Anti committente oggi è impresa al tempo stesso facile e improba. Facile perché tra il convegno del 91 che poneva le basi per la lettura di questo personaggio quanto mai affascinante e l'incontro che ci vede oggi qui riuniti in questa prestigiosa sede, si pone una felice stagione di studi a partire da quando nel 2005 la Regione del Veneto finanziava il progetto Il Novecento al Bo, fortemente voluto dall'allora prorettore al patrimonio Irene Favaretto, progetto che portava a riaprire gli archivi dell'università e guardare con rinnovato interesse a un episodio architettonico e artistico sino ad allora mai sondato in tutte le sue sfumature. Ma al contempo è un'impresa improba, perché proprio quelle ricerche hanno gettato nuova luce sui molteplici aspetti dai quali non è possibile prescindere affrontando una figura così poliedrica di uomo di cultura, attento studioso dell'arte di tutti i tempi, archeologo e professore appassionante e appassionato e anche, come noto, uomo di profonda fede politica. Cercherò quindi in questa breve relazione di dipingere la figura di anticommittente basandomi proprio sugli studi condotti in questi anni, per i quali non posso esimermi dal ricordare il volume curato da Marta Nezzo, Il miraggio della Concordia, ne abbiamo sentito parlare anche ieri, tanto più prezioso non solo per la certosina ricostruzione dei carteggi conservati dall'archivio dei consorzi, ma anche per i contributi densi e dotti che introducono la parte documentaria. Sarà un percorso storico, il mio, nel quale focalizzerò l'attenzione sulla nuova Università di Carlo Anti, cercando di identificare come i differenti aspetti della sua complessa personalità abbiano influito nelle scelte del rettore committente. Carlo Anti, l'abbiamo sentito, diventa rettore dall'ottobre del 1932. Il suo intento è quello di far uscire l'Ateneo dalla condizione di provincialismo per portarlo a livelli internazionali, ne ha appena parlato nella sua bella relazione il professor Del Negro, sino a essere, come aveva avuto occasione di scrivere a Bodrero già nel 1924, la migliore università d'Italia. Quella che Anti trova è un'università che già a partire dallo scorcio del secolo precedente ha intrapreso un percorso di rinnovamento strutturale. Attraverso l'istituzione dei consorzi edilizi, che permettevano di conciliare all'impegno economico profuso dallo Stato la partecipazione degli enti locali, in uno sforzo comune per l'adeguamento delle strutture accademiche alle nuove necessità. Un telegramma delle 14:30 del 26 giugno del 1933 annuncia a Carlo Anti, rettore da pochi mesi, che il Consiglio dei Ministri ha stanziato 35 milioni di finanziamento, cui se ne aggiungeranno altri 10 degli enti locali, per il rinnovamento edilizio dell'Università di Padova. A questo tempismo non devono certo essere stati estranei i buoni rapporti che Anti ha con molte delle figure chiave del potere romano, tra i quali appunto Emilio Bodrero, il quale il 20 aprile di quell'anno aveva ottenuto al rettore di essere ricevuto in udienza da Mussolini, garantendogli così da parte del duce stesso la promessa del sostegno all'Ateneo. È cronaca nota come all'annuncio l'intero corpo accademico e gli studenti abbiano risposto con festeggiamenti quella sera stessa, che iniziano nel cortile del Bo per proseguire nelle vie della città. Il rettore con berretto goliardico portato a spalle sino al caffè Pedrocchi. Si dà quindi avvio, pressoché subito, agli imponenti lavori edilizi secondo un programma di interventi di ampio respiro, che prevede sia la costruzione di edifici nuovi che la ristrutturazione di quelli preesistenti. Vediamo i principali episodi. Il bando per il Palazzo Bo data settembre del 1933. Nel corso del consorzio precedente, la sede centrale si è ampliata lungo l'attuale via Cesare Battisti e lungo il Naviglio, secondo un progetto elaborato da Guido Fondelli nel 1915, al quale tuttavia già nel 1925 non si ritenne di dar seguito per, cito, la generale riprovazione che le costruzioni hanno provocato in tutta la cittadinanza. Come Anti stesso, sollecitato sulla questione nel 1933,
spiegherà in una lettera indirizzata al Ministero dell'Educazione Nazionale, ovviando con un eufemismo al giudizio ben più icastico a suo tempo pronunciato dal Ministro della Pubblica Istruzione, che l'aveva definita brutta facciata su disegno dell'ingegner Fondelli. Sul lato sud del nucleo antico, gli edifici adiacenti sono stati acquistati per intero, un insieme abbastanza disomogeneo di costruzioni non collegate tra loro che ospitano le attività delle facoltà che in questo momento sono quasi tutte concentrate a Palazzo. Su queste costruzioni verte il bando che ne prevede la trasformazione in un unico organico articolato attorno a un cortile centrale, il cosiddetto cortile Littorio. È questa l'occasione nella quale per la prima volta incontriamo la figura di Gio Ponti. L'architetto milanese infatti fa parte della commissione incaricata di giudicare gli 11 progetti presentati in rappresentanza del sindacato architetti. Viene decretato vincitore il progetto Falconetto 23 dell'architetto Ettore Fagiuoli e dell'ingegnere Nea Ronca, laddove invece per la torre campanaria destinata a sostituire quella storica capitozzata per problemi strutturali viene scelta la proposta di Virgilio Vallot, peraltro mai realizzata. In corso d'opera anche la soluzione prospettata dal progetto Fagiuoli Ronca per la facciata del corpo ottocentesco del palazzo su via 8 febbraio non verrà recepita, fatto salvo l'inserimento del portone di bronzo qui spostato dalla precedente collocazione all'ingresso del cortile antico. Il concorso per l'edificazione della nuova facoltà di lettere e filosofia a Palazzo Liviano viene bandito 2 volte. La prima il 20 settembre del 1933 a scala regionale, che tuttavia non vedrà alcun vincitore. La seconda il 12 marzo del 1934 a scala nazionale, quando a vincere il concorso è Gio Ponti. L'elemento importante nella valutazione delle soluzioni proposte è quello dell'integrazione del nuovo palazzo, costruito demolendo le casette che affacciavano sul lato meridionale di Piazza Capitaniato, con l'adiacente Sala dei Giganti, destinata a diventare, cito, sala per conferenze, riunioni scientifiche e solennità accademiche. Ancora, parte costituente del palazzo è il museo archeologico previsto all'ultimo piano. Gli altri 2 concorsi che vengono banditi sono quello per la sede dell'Istituto di Chimica Farmaceutica e Tossicologica e quello relativo alla sistemazione dell'ospedale policlinico, con interventi di ammodernamento delle strutture esistenti e di ampliamento del vecchio complesso con la costruzione delle nuove cliniche. Dei 2, solo il primo andrà in porto. Se questo è il quadro dei concorsi, gli altri interventi vengono realizzati su affidamento diretto a professionisti esterni o all'ufficio tecnico dell'università. Inoltre, sempre all'attività del consorzio va attribuito il completamento di costruzioni già avviate da quello precedente oppure interventi di risistemazione di edifici esistenti. Ma l'opera di Carlo Anti sugli edifici universitari non si limita a questi lavori di tipo architettonico. L'elemento che contraddistingue l'esperienza novecentesca padovana è la realizzazione di un complesso programma figurativo che si dispiega negli ambienti di Palazzo Bo e Palazzo Liviano, per realizzare il quale Carlo Anti si avvale della norma del 2% emanata dal ministro Bottai nel 1935, ossia, come noto, quella che stabilisce di prevedere nei progetti di edifici pubblici una quota del 2% da riservare agli abbellimenti artistici. La ricostruzione delle fasi decorative di Palazzo Bo e soprattutto delle dinamiche che intervengono nella scelta e nelle chiamate degli artisti è stata delineata con grande chiarezza da Marta Nezzo e ne do qui una panoramica obbligatoriamente sintetica. La prima fase decorativa data già al 1937 ed è segnata dalla realizzazione del grande altorilievo destinato a dominare il cortile Littorio a Palazzo Bo, per il quale il Consiglio del Consorzio pensa dapprima a un concorso, salvo poi, su concessione del Ministero, optare per la soluzione dell'affidamento diretto all'artista scelto, Attilio Selva. Questo primo episodio introduce nelle dinamiche di scelta degli artisti un nuovo imprescindibile attore, ossia le locali sezioni sindacali, che sin dall'istituzione dei primi concorsi per gli edifici sollecitano l'Ateneo a mantenere rapporti stretti così da concordare le chiamate, garantendo in particolare la quota di partecipazione di artisti locali all'impresa dell'università. D'altro canto, la deroga all'obbligo concorsuale per l'affidamento degli incarichi, obbligo imposto dal Ministero dei Lavori Pubblici,
è possibile solo laddove contrattata con il locale sindacato di belle arti. Rapporti delicati, dunque, che il rettore dimostra di saper abilmente gestire, sottoponendo per tempo le liste al sindacato e giustificando di volta in volta l'impegno di artisti locali e la chiamata di nomi di levatura nazionale, forte di un'autonomia di gestione dei rapporti che viene sancita dal Consiglio del Consorzio, il quale nell'aprile del 40 concede ampia delega in questo campo al rettore presidente. In questo quadro, il 29 dicembre del 39 parte il primo blocco di ordini, che in risposta per l'appunto ai solleciti del sindacato vede commissioni indirizzate a professionisti locali. A distanza di un mese, il 29 gennaio del 40, parte il secondo blocco di ordini, allargata questa volta agli artisti del Veneto e della nazione intera. Ed è questo il momento in cui vengono coinvolti i nomi più in voga: Sironi, Ferrazzi, Funi e Oppi. A questi ultimi, va da sé, sono commissionate le opere più impegnative negli ambienti più importanti. Chiude un ultimo blocco di incarichi, meno compatto in quanto si tratta di alcune commissioni puntuali di opere o oggetti d'arredo, nonché di chiamate per sopperire agli inviti declinati nella precedente tornata. La cronaca delle commissioni delle opere d'arte, infatti, non è lineare. Alle varie rinunce e ritardi Anti fa fronte o sollecitando gli artisti o proponendo soluzioni alternative, alcune delle quali a loro volta falliscono, altre invece vanno in porto. Trascorrendo le sale di Palazzo Bo, possiamo provare a raccogliere le opere realizzate identificando alcuni temi ricorrenti. Il tema declinato con maggiore insistenza nel programma decorativo del palazzo è quello della storia dell'Ateneo e dei suoi protagonisti. Gli antichi fondatori dell'università negli smalti di Paolo De Poli, gli studenti divenuti santi o beati sui piloni della galleria del rettorato e quelli stranieri che nel corso dei secoli a Padova studiarono per poi riportare i saperi acquisiti nelle rispettive patrie, ai quali sono dedicate le 40 tele di Giacomo dal Forno in Sala dei 40. Ancora coloro che furono rettori, nelle due serie che vanno dalla riforma napoleonica alla dominazione austriaca di Angelo Pisani e i rettori post-unitari di San Tommaso. Ancora vi sono le sedi universitarie, quelle antiche e quelle nuove, e le città sulle quali Padova ha esercitato o esercita la propria influenza, le cui rappresentazioni, piante o vedute, coprono per intero le pareti della galleria del rettorato. La storia dell'Ateneo domina poi la decorazione delle 4 sale di laurea, intesa qui come il cammino della scienza compiuto in tanti secoli di studi. I giuristi padovani che diedero supporto legale alla Serenissima Repubblica nell'affresco di Severini dalla Sala di Giurisprudenza, la disputa tra averroisti e aristotelici sull'immortalità dell'anima nella Sala di Lettere affidata a Bruno Saetti, Galileo e le sue scoperte di Ferruccio Ferrazzi per la Sala di Scienze. Si distingue la Sala di Medicina con le anatomie di Funi. Qui Anti chiede la rappresentazione in chiave narrativa di una lezione di anatomia tenuta da Morgagni nel vicino teatro anatomico e per questo invia all'artista ricca documentazione. Funi rifiuta però i modi da, cito, quadri di interni impressionisti o rembrandeschi e realizza la mirabile sequenza di corpi anatomici alternati a sculture classiche. Il passaggio dalla prospettiva storica all'attualità avviene nelle opere che hanno per soggetto temi militari. La gioventù goliardica combattente negli episodi del Risorgimento, Prima Guerra Mondiale, campagna di Etiopia e di Spagna, è eternata nell'affresco di Casarini che ricopre per intero le pareti della basilica, come pure nel rilievo di Attilio Selva che domina il cortile nuovo, in un complesso figurativo e simbolico che lega il cortile all'atrio degli eroi, nel quale è collocato il grande rilievo di Paolo Boldrin raffigurante la Minerva vittoriosa. Oggi è stato spostato invece in fondo al cortile. Di tenore meno solenne e più quotidiano è la celebrazione della gioventù goliardica, protagonista delle sale di ritrovo di studenti e studentesse che affacciano sul cortile Littorio, laddove nella prima è una grande veduta di Padova universitaria di Giorgio Peri minacciata dal demone dell'esame, realizzata con termini giocosi. Nella seconda invece l'affresco di Antonio Morato con i 3 esempi di donne virtuose suggerisce senza mezzi termini un profondo significato educativo incarnato dall'esempio di Cornelia Madre dei Gracchi, che domi mansit lanam fecit. A cucire tra loro questi temi è la rappresentazione dei simboli delle materie di insegnamento e ricerca, della goliardia, delle facoltà,
simboli reiterati e declinati in modo sempre diverso che ricoprono quasi per intero ogni angolo disponibile. Oltre al mosaico che vediamo qui, di Gino Severini nella Sala del Senato, sono nature morte su tela e tavola, spazi di risulta delle pareti, sguanci delle finestre, pareti degli ambienti di passaggio, porte, maniglie, scuri, perfino il mobilio e gli arredi, come il centrotavola per il circolo dei professori realizzato da Veneni su disegno di Carlo Scarpa, il quale, giunto a fine settembre del 43 all'università, rimarrà nascosto nelle casse e verrà scoperto di fatto solo dopo una quarantina d'anni. A questa celebrazione del valore e delle potenzialità educative dell'università è possibile associare anche la monumentale Scala del Sapere che conduce dall'Atrio degli Eroi al cuore del rettorato, decorata da Gio Ponti con il supporto di Fulvio Pendini e Giovanni Dandolo. Qui sono le allegorie delle materie di insegnamento che lo studente, accompagnato dal maestro, percorre nel suo cammino della conoscenza sino al cospetto dell'Alma Mater, figura ieratica con il mantello ricoperto da studenti e bordato da motti goliardici che reca accanto setaccio che puriora secernit dimittit in anes, con il buco in un angolo e la lettera di raccomandazione. Se questi sono a grandi linee gli elementi principali che caratterizzano l'impresa del Bo, a Palazzo Liviano le due opere che vengono realizzate per decorare l'ampio atrio celebrano entrambe Tito Livio, lo storico romano di origine patavina. Per il grande affresco che occupa per intero le pareti sud e ovest dell'ambiente, Gio Ponti aveva pensato sin dall'inizio a Massimo Campigli, tanto che i primi contatti tra l'architetto e il pittore datano già al 36. A questa data è tuttavia imprescindibile ricorrere, nonostante le obiezioni di Gio Ponti, alla pratica del concorso che di fatto si configura come l'unico concorso per un'opera d'arte all'università. Sono chiamati a partecipare, oltre a Campigli stessi, Mario Sironi, Guido Cadorin, Ubaldo Oppi e Achille Funi, presentando ciascuno i bozzetti per l'affresco che dovrà raffigurare la continuità della cultura romana nella moderna attraverso l'esaltazione di simboli di vita e poesia, di virtù eroica, di studio e lavoro. Funi non risponde, Oppi si presenta in ritardo. Dal giudizio sulle 4 coppie di bozzetti esce chiaramente vincitore Campigli. La seconda opera che decora l'atrio del Liviano, ossia la scultura di Arturo Martini, è un dono all'università da parte di un privato agricoltore del Polesine, Mario Bellini, in occasione del bimillenario della nascita di Tito Livio. Pensata all'inizio come un gruppo bronzeo che celebri la storia di Roma, quella che Martini chiama la chimera, la scultura finirà per rappresentare dopo lunga gestazione Tito Livio solo, inginocchiato, con il libro della storia. Una breve parentesi merita il rapporto fra Anti e Ponti. Gio Ponti, abbiamo visto, fa la sua comparsa all'università in quanto rappresentante del sindacato degli architetti nella commissione per il concorso del Bo e in quell'occasione si offre di arredare senza compenso alcuno l'Aula Nievo. Quindi partecipa e vince il concorso per il Palazzo Liviano. Il 27 luglio del 1936 è approvata la convenzione con la quale formalmente a Ponti vengono affidati la progettazione e l'arredo del piano del rettorato. Vi mostrerò ora alcune panoramiche, alcuni dettagli dei mobili e degli spazi e degli immobili progettati da Gio Ponti per Palazzo Bo, nonché appunto la direzione e la responsabilità artistica dei lavori. L'ultimo incarico, formalizzato nel 1940, è quello della decorazione della Scala del Sapere di Palazzo Bo. Sin dalla prima occasione è chiaro come tra il rettore e l'architetto venga a crearsi uno stretto rapporto dettato da comunità di visioni. Carlo Anti e Gio Ponti, il committente e il suo architetto, o per dirla con un paragone che soleva ripeterci spesso all'epoca del progetto Irene Favaretto, Pericle e Fidia. In un primo tempo, in realtà, è con Fagioli che Anti cerca di instaurare quel rapporto committente-architetto in cui la figura di quest'ultimo è intesa a 360 gradi, come appunto progettista degli spazi, ma anche come regista per la realizzazione dell'apparato decorativo. Sua è l'idea del grande rilievo che domina il cortile Littorio, vediamo qui l'ipotesi da lui proposta, nonché di una statua da collocare sul fondo del cortile stesso, dapprima pensata come un giovane nudo, quindi come la Minerva, che in effetti verrà poi realizzata più tardi da Paolo Boldrin e posizionata, come abbiamo visto, nell'Atrio degli Eroi. Fagioli stesso chiede per sé la decorazione della parete della sala di ritrovo per gli studenti.
Come invece la storia insegna, progressivamente la personalità di Gio Ponti acquisirà credito sempre maggiore presso il rettore. Credito che ben si giustifica se si tiene conto che Ponti è figura di punto non solo nell'ambiente degli architetti, ma anche in qualità di designer e redattore. E la frequentazione con Ponti diventa fondamentale per il formarsi di una cultura artistica di Anti, dal momento che è l'architetto a introdurlo negli ambienti milanesi e a forgiarne il gusto, di modo che i primi anni della loro conoscenza, quelli immediatamente successivi al concorso del Liviano, saranno determinanti nelle scelte che più tardi verranno operate a Palazzo Bo. Nella dinamica committente-architetto, Ponti si configura, per dirla con le parole di Marta Nezzo, come figura una e trina di un laboratorio totalizzante, comprensivo di edificazione, arredo e decorazione. Al rettore spetta la cura del messaggio, quindi la scelta dei temi, la verifica della resa del soggetto, l'aderenza degli oggetti e la resa narrativa. L'architetto ha la cura dei rapporti con gli artisti e la valutazione della coerenza dell'opera nell'insieme dell'ambiente, intendendolo a tutto tondo comprensivo, cioè di spazi e arredi. Ripercorse a questo punto brevemente le vicende del profondo rinnovamento dell'Atenea che hanno visto come protagonista Carlo Anti, vorrei provare a focalizzare come i molteplici aspetti della sua poliedrica personalità abbiano determinato certe sue scelte come committente. Leggendo i carteggi tra Rettore e gli altri protagonisti della vicenda edilizia e decorativa, la caratteristica che prima tra tutte indubbiamente connota la figura di Anti committente è la sua presenza costante e attento a quanto viene realizzato, presenza che si connota come partecipazione attiva alle commissioni dei concorsi, ma non solo. Anti è un regista capace di una visione generale a tutto tondo, ma al tempo stesso diventa sì maniacale nell'attenzione con cui segue la fase progettuale delle opere, discutendone con gli artisti anche i dettagli, tanto nel dettare il soggetto, proponendo con grande precisione il tema o i possibili temi da rappresentare, quanto nel valutare ed emendare i bozzetti proposti, aggiungendo talora anche schizzi alle lettere perché sia più chiara la soluzione da lui proposta. A questa attenzione al dettaglio risponde anche una ricerca filologica che il rettore conduce sovente in prima persona, e soprattutto nella realizzazione dei ritratti che egli più si adopera per ottenere documentazione, e ne è testimonianza la fitta corrispondenza con bibliotecari, archivisti, studiosi in Padova e non solo. Che la fede fascista sia elemento fondamentale e imprescindibile nella lettura della figura di Anti è fatto ormai assolutamente assodato. D'altro canto, la stessa scelta di promuovere la creazione di una grande opera architettonica e decorativa da parte di un ente pubblico di secolare tradizione universitaria come l'Università di Padova risponde a esigenze propagandistiche e di ricerca del consenso tipiche dell'epoca. Scendendo nel dettaglio delle scelte figurative, alcuni temi inevitabilmente sono segno dei tempi. Non è allora un caso che nelle composizioni di carattere storico gli episodi siano scelti e impaginati così da celebrare al tempo stesso l'impegno degli studenti e l'affermazione del regime, cosa che accade sia nel rilievo di selva che domina il cortile Rittorio, sia in Basilica, dove in particolare i due momenti più sentitamente fascisti dell'intero programma si affrontano sulle due pareti minori, i martiri di Cittadella per la causa fascista da una parte, la rappresentazione della venuta del Duce a Padova nel 23 dall'altra, con il corpo accademico ricostruito nel dettaglio con acribia filologica. Ancora, il segno dei tempi si ritrova nella minuziosa ricerca documentaria riservata alla realizzazione di numerosi ritratti che costellano il programma figurativo, nei quali riverbera quel culto della personalità caro alla propaganda mussoliniana, oppure in certi aspetti della celebrazione della romanità che caratterizzano l'affresco del Liviano, come il sottosuolo che si materia dei colpi di soldati morti, l'anastilosi della colonna e i monumenti di Roma. Laddove però il richiamo agli scavi di Cirene che si ricava dal confronto con la documentazione fotografica dello scavo condotto dallo stesso Anti, più che come una celebrazione di sapore propagandistico dell'archeologia coloniale che mal si coglierebbe perché di lettura non immediata, sembra potersi intendere piuttosto come una sorta di allusione o di richiamo dell'impegno dell'archeologia padovana del tempo, voluto più dall'archeologo che dal rettore. Le opere d'arte eseguite, salvo qualche episodio nella Basilica e il ritratto di Balbo, non hanno contenuto politico.
Così scrive Carlo Anti nelle consegne generali a Concetto Marchesi. E in effetti, a ben vedere, il programma figurativo ha superato pressoché integro la caduta del regime. Gli unici emendamenti hanno interessato alcune lapidi dedicatorie a Mussolini e al re, chiaramente i ritratti e i busti che li celebravano, a brase le date incise sulla colonna del rilievo di Selva e cancellati i martiri di Cittadella in Basilica. Integra è invece la rappresentazione della venuta del Duce sulla parete opposta, nella quale nessun elemento figurativo allude con precisione all'intervento. Come già sottolineava con acume Angelo Ventura in occasione delle giornate di studio del 91, e è ritornato su questo anche il professor Del Negro poco fa, peculiare nella figura di Anti è un'antinomia tra l'adesione convinta al regime fascista per sua natura negatore della libertà e la celebrazione della tradizione di libertà di pensiero e di ricerca dell'Ateneo Patavino. Celebrazione che trova declinazione nel programma figurativo, soprattutto nella rappresentazione della sua storia. Questo aspetto del pensiero di Anti trova inoltre traduzione nella volontà di fare di Palazzo Bo il museo storico dell'università, come si evince sin dagli albori dell'intervento, laddove il bando per il concorso prevedeva per gli interni solo una generica progettazione di massima, perché nel caso si fossero ritrovati elementi antichi era opportuno salvarli e metterli in onore. In questa stessa prospettiva, nelle sale di palazzo, sistemate e arredate da ponti, devono trovare posto i cimeli dell'università. Cimeli che lo stesso Ante si impegna a raccogliere non solo facendo ricorso agli archivi, ma anche cercandoli nel commercio antiquario, lo dice lui stesso. Consapevole che non tutti gli aspetti della personalità di Anti sono stati sondati, su un ultimo aspetto vorrei a questo punto soffermarmi brevemente prima di chiudere, aspetto che si lega strettamente alla relazione precedente. La visione che Anti ha dell'università è di un grande ente profondamente radicato nel territorio, l'abbiamo sentito. Il legame con la realtà cittadina e regionale si configura anche nella politica edilizia, laddove i complessi realizzati inevitabilmente comportano importanti cambiamenti nell'urbanistica della città, pensiamo alle trasformazioni in Piazza Capitaniato. Quello con la città è un legame che il rettore mira a rinsaldare con un progetto edilizio ben più ambizioso e impattante sull'urbanistica, progetto che è possibile ricostruire dalle consegne generali. Nella zona del Capitanio, quando arriva il 43, sono già avviate trattative per entrare in possesso dell'immobile già sede della Curia Carrarese del Capitanio Veneto, mentre la scuola elementare della Reggia Carrarese dovrebbe essere demolita per ripristinare il praetto oppure mantenuta e destinata a edificio universitario, ad esempio una biblioteca. Per il Palazzo Centrale è già insufficiente a ospitare gli edifici e presto anche la facoltà giuridica. Anti ipotizza l'acquisto di strutture a oriente del Naviglio, nelle isole fra via San Francesco, Zabarella e Cesare Battisti. Ampliamenti sono previsti nel quartiere di Santa Sofia, dove si ipotizza la costruzione di un quartiere universitario tra via Iapelli, Vesalio e Paolotti, con la costruzione di una grande facciata che dovrebbe raccoglierli e unificarli. E ancora ampliamenti sono previsti nella zona dell'orto agrario di via Ognissanti, a nord della stazione ferroviaria. A stato di progetto, nel 1943 sono inoltre le cliniche per le quali pure si è pensato uno spostamento nell'Arcella. Un progetto ambizioso, una visione di lungo respiro dunque, una visione dell'università del futuro, quella che Anti consegna ai suoi successori, ma questa è un'altra storia che altri concorreranno a scrivere. Grazie.